Angela Zicari, presidente del movimento Noi Liberi Siciliani, per un grande evento che si terrà la prossima settimana a Palermo che riguarda i portatori di handicap. La Federazione Movimento Noi Liberi regionale lunedì 10 settembre scende in piazza davanti al Palazzo d'Orlean insieme a tutte le famiglie e le persone disabili della regione Sicilia. Scendiamo in piazza alle 11:30 per chiedere al Presidente Musumeci che venga modificato il decreto presidenziale che disciplina le modalità e i criteri di attuazione della legge di stabilità del Fondo Unico per la Disabilità. Il decreto presidenziale non risponde a quello che prevede la legge di stabilità e a quello che prevedono tutte le leggi che fanno parte del Fondo Unico per la Disabilità. Il decreto oggi vieta alle persone con disabilità, nega alle persone con disabilità il diritto a una libera scelta, la scelta di dove vivere, dove andare e da chi farsi assistere. Come sta rispondendo la regione siciliana ad un provvedimento importante quale quello che riguarda i portatori di handicap, che coinvolge non solo in Sicilia ma anche alla provincia di Agrigento tanti giovani e quindi tante famiglie? In questo momento non ha risposto in maniera positiva, infatti questo decreto è il risultato di un lavoro estenuante che hanno fatto tutte le organizzazioni, non solo la Federazione Movimento Noi Liberi regionale, che abbiamo interloquito e comunque abbiamo portato delle istanze che erano supportate da leggi che normavano quelli che sono i diritti per le persone con disabilità, ma non lo è servito. Non lo è servito perché il decreto non risponde appunto a quelle che sono il rispetto delle leggi e dei diritti delle persone con disabilità, soprattutto nella fattispecie del diritto alla libera scelta, alla libertà di scegliere da chi farsi assistere, dove poter abitare e dove poter andare, perché questo fatto viene realmente impedito con la normativa in atto e predisposta dal decreto presidenziale. Appuntamento allora per coinvolgere e invitare più gente possibile? L'appuntamento è lunedì 10 settembre alle 11:30 davanti Palazzo d'Orleans. Vestiremo tutti con una maglia nera in segno di lutto, perché per noi con questo gesto muore la democrazia ed è un atto che noi non vogliamo assolutamente accettare, ma non solo, vogliamo segnalare che il popolo siciliano, le persone disabili provenienti da tutte le parti della regione Sicilia vogliono rialzare la testa, non vogliono avere più padroni ma vogliono riappropriarsi della propria vita che gli appartiene.